Insediata oggi la cabina di regia operativa della Presidenza della Regione per l'emergenza maltempo. A Niscemi una frana interessa il paese, 500 le persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Appello dell'onorevole Cambiano per la bonifica del territorio che ha interessato l'incendio alla Omnia di Licata. Nominati 3 commissari straordinari che guideranno la DC fino al prossimo congresso del partito. Avviata la scuola di formazione per i consiglieri comunali, un'iniziativa di controcorrente. Al via domani le manifestazioni per il giorno della memoria avviate dalla prefettura di Agrigento. Si è spento a 74 anni l'avvocato Gianfranco Gueli di Raffadali, la nota della Camera Penale di Agrigento. Operazione dell'Ispettorato del Lavoro a Raffadali sulla sicurezza verso 2 imprese edili. Scoperta una casa abbandonata in centro città, era una centrale per lo spaccio di droga. Continuano i furti alle macchinette del caffè, colpiti anche i distributori del cimitero di Bonamorone. L'Acagas vince per 4-0 contro la Sommatinese, il Castrum perde ancora con la Nissa. Panoramica degli avvenimenti sportivi della domenica. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi, 26 gennaio, lunedì. Si è insediata questa mattina a Palazzo d'Orleans la cabina di regia operativa della Presidenza della Regione per l'emergenza maltempo che ha investito la nostra Regione. Il servizio. Si è insediata questa mattina a Palazzo d'Orleans la cabina di regia operativa della Presidenza della Regione per l'emergenza maltempo che ha investito la Sicilia. Stiamo intervenendo in maniera più che tempestiva, anche perché ha detto il Presidente della Regione Renato Schifani, nel giro che ho svolto lo scorso fine settimana nei luoghi colpiti dal ciclone Harry, ho potuto toccare con mano la disperazione della gente. I siciliani si aspettano che le istituzioni siano al loro fianco e noi lo faremo con grande senso di responsabilità. Mi aspetto la massima collaborazione tra gli uffici della Regione. Ho chiesto che non si lavori per compartimenti stagni. La priorità, ha aggiunto il Presidente della Regione, è una semplificazione globale delle procedure per la presentazione delle domande e la relativa erogazione dei contributi. Abbiamo già stabilito che la Commissione Tecnica Specialistica istituisca una subcommissione ad hoc per evadere con celerità le autorizzazioni ambientali necessarie in questa fase. Abbiamo stanziato i primi fondi e presto ne arriveranno altri e dobbiamo usarli con la massima efficienza. La cabina di regia sarà guidata direttamente dal Presidente Schifani, mentre il coordinamento e l'impulso sono stati affidati a Simona Vicari, già sottosegretario alle infrastrutture e alle attività produttive ed esperta del Presidente per queste materie. Ne fanno parte gli assessori al territorio e ambiente, la Grigentina Giussi Savarino, alle infrastrutture Alessandro Aricò, alle attività produttive di Tamaio, al capo di gabinetto della Presidenza Salvatore Sammartano, al capo della Protezione Civile regionale Salvo Cocina, al direttore generale dell'IRFS Giulio Guagliano, al vicecommissario della struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico Sergio Tuminello, al presidente della commissione tecnica Gaetano Armao e a tutti i dirigenti generali interessati dalle attività che saranno necessarie per affrontare l'emergenza e la ricostruzione. Il Presidente Schifani, prima di partire per Roma, dove è atteso per partecipare al Consiglio dei Ministri che delibererà lo stato di emergenza nazionale per la Sicilia, ha riconvocato la cabina di regia per questo mercoledì, stabilendo che ci siano riunioni settimanali ogni lunedì mattina. Abbiamo insediato adesso la cabina di regia composta dagli assessori competenti e dei direttori al ramo. L'input è velocità, coesione tra di noi, impegno a dare risposte immediate nel rispetto della legge a tutti coloro i quali stanno vivendo questo dramma. Sto andando a Roma per assistere al Consiglio dei Ministri alla deliberazione stato di calamità nazionale. Ringrazio ancora una volta il Premier per aver accelerato i tempi e cominciato a dare risposte immediate come chiede la Sicilia. E una frana si è verificata nel pomeriggio di ieri a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, che ha costretto
500 persone a lasciare le proprie abitazioni e a trascorrere la notte nel Palasport Pio La Torre o da amici e parenti. Il movimento franoso ha interessato la strada provinciale 10 nel tratto di collegamento con il centro abitato, in particolare in prossimità del quartiere Santa Croce, con un cedimento stimato di circa 6 metri. La situazione continua a peggiorare perché si sono registrati altri cedimenti, ha spiegato il sindaco Massimiliano Conti. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Faremo di tutto intanto per mettere in sicurezza. Ho disposto la chiusura delle scuole per domani fino a nuova disposizione di ogni ordine e grado, quindi state a casa, seguite le indicazioni. Vi invito, poc'anzi mi è arrivata una foto di uno che andava a curiosare, di non superare il limite della zona transennata, delimitata e presidiata. Faremo di tutto questa volta per risolvere questo problema. È una ulteriore ferita grave che la nostra città riceve, è assolutamente un momento drammatico. Siamo tutti provati. Non riesco a trovare le parole in questo momento per descrivere il mio stato d'animo di amarezza, di rabbia, di difficoltà, ma abbiamo tutti la volontà di superarla. Questo ci conoscete, sapete che siamo qui. Stiamo ora attivando il numero verde, stiamo attivando tutte le procedure di primo intervento, di primo soccorso. Rinnovo l'invito a tutti coloro che oggi abbiamo delocalizzato a recarsi alla palestra comunale Pio La Torre per ricevere l'assistenza, la registrazione, per capire come verranno sistemati, e quindi ho disposto, ripeto, la chiusura. La strada provinciale 10 è chiusa, stiamo valutando le condizioni della SP11 che porta a Vittoria, la SP12 è chiusa, siamo un paese quasi isolato, ma noi reagiremo. Se ci sono altre comunicazioni vi terrò, siamo qui e saremo tutta la notte fino all'alba al comune per darvi conto di questa situazione. Per qualsiasi cosa scrivetemi, piano piano risponderò a tutti quanti. Quindi vi invito a non avere panico. Qualsiasi indicazione potete chiamate le forze dell'ordine che sono presenti, ringrazio il comandante, ringrazio il dirigente della polizia, quindi siamo tutti qui al lavoro nell'interesse della nostra comunità. Ci aggiorniamo a breve per qualsiasi altra cosa. Mi raccomando, chi oggi è stato invitato a lasciare l'abitazione, di recarsi alla palestra Pio La Torre per ricevere le indicazioni e per aiutare noi a aiutare loro. Sì, Maria Stella, ha detto bene, che tristezza, tanta tristezza. Grazie, a prestissimo. Inizieranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria del finanziamento dei fondi SNAE Sicani di circa 19 milioni di euro sulle strade provinciali con Bivona capofila. Sono stati appaltati 4 lotti che saranno suddivisi con un importo di 19 milioni di euro, i cui lavori partiranno entro brevissimo tempo. Il progetto, finanziato con fondi SNAE, Strategia Nazionale per le Aree Interne, ha assegnato le risorse che hanno predisposto l'accordo con la convenzione con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il progetto prevede la manutenzione straordinaria delle strade con risorse nazionali ed europee. Il presidente del Libero Consorzio Pendolino ha partecipato nella giornata di sabato a un sopralluogo con i tecnici dell'ente, i sindaci delle aree coinvolte, Cattolica Eraclea, Santino Borsellino, Ribera Matteo Ruvolo, a Bivona Mirko Cinà, a Burgio Vincenzo Calì, Calamona Cipino Spinelli, Luca Sicola Salvatore Dazzo, a Cianciana Francesco Martorana, il commissario straordinario Villafranca Sicola Carmelo Burgio e il consigliere delegato alla viabilità Giovanni Cutrera, funzionari degli uffici, per verificare lo stato dell'arte. Si tratta di un finanziamento importante per il territorio della nostra provincia
che consente di migliorare la viabilità delle nostre strade provinciali in un momento delicato, che aiuterà la nostra economia fornendo ossigeno a imprese e lavoratori. I lavori riguarderanno le strade provinciali 57, 61, 32 e 34 e la non classificata numero 5 avranno il comune di Bivona come capofila, partiranno dalla strada statale 115 all'altezza dell'incrocio per il Borgo Bonsignore, percorrendo le diverse strade provinciali in diversi comuni coinvolti del percorso stradale denominato Mare Monti, un progetto predisposto dallo staff del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, diretto dall'ingegnere Michelangelo Di Carlo. Oggi siamo qua nelle aree interne per dare inizio a una serie di lavori sulla rete viaria. C'è stato un finanziamento di 16 milioni di euro date alle aree SNAI che saranno gestite dalla provincia come soggetto attuatore, ma oltre a questo stiamo investendo altre risorse affinché che la costa possa essere facilmente raggiungibile dalle aree interne, quindi dare la possibilità a tutti di poter raggiungere la città capoluogo, ma di dare uno sbocco a questi territori che hanno un punto di forza importantissimo. Sono dei borghi naturali perché nel tempo le amministrazioni li hanno saputo custodire e quindi c'è poco abusivismo edilizio, c'è un territorio edilizio veramente di pregio, ci sono dei paesaggi bellissimi, quindi possono essere oggetto di visite turistiche, quindi noi stiamo puntando tantissimo su questo per dare forza a questo territorio, quindi diciamo che oltre a questo stiamo lavorando anche sulla repressione dell'abbandono dei rifiuti, sulla pulizia delle strade. Abbiamo dato incarico a una ditta per pulire sistematicamente queste strade e dare una vista al turismo, al turista di una città, una provincia accogliente, calorosa per come siamo tutti noi siciliani, e quindi ci auguriamo e auspichiamo che questo territorio possa crescere sia economicamente che culturalmente, perché diventano i punti di forza di questo territorio. L'importanza di questa arteria. Questa arteria è fondamentale per le aree interne. Dopo tanti anni, dopo anche tante difficoltà che si sono avute, prima c'era un finanziamento di 13 milioni di euro che poi è diventato, grazie all'intervento della Regione, di 20 milioni di euro. Si dà la possibilità, attraverso l'appalto di 4 lotti, di poter intervenire su dei tratti stradali che avevano bisogno veramente di interventi da tantissimo tempo. Questo ci consentirà, questi appalti, questi lavori ci consentiranno di migliorare il fondo stradale, di fare delle sistemazioni idrauliche, in modo che queste strade possano diventare più sicure per tutti i nostri cittadini, e questo rappresenta veramente qualcosa di fondamentale per i comuni delle aree interne. Sì, oggi si consegnano i lavori per un'arteria fondamentale che è quella della Mare Monti, che porterà sicuramente a tutto il territorio benefici sia da un punto di vista appunto infrastrutturale, ma soprattutto per il collegamento che consentirà al turismo un più ampio sviluppo, proprio perché è di importanza strategica, e la provincia sicuramente ha fatto un ottimo lavoro di questa presa in carico di queste strade. Iniziano i lavori per la sistemazione dell'SP32, arteria fondamentale e importante per il nostro territorio, perché ci collega con il sito stradale di Ribera di Sciacca e poi anche per lo sviluppo del nostro territorio. E l'associazione Mare Amico, guidata da Claudio Lombardo, denuncia con questo video la situazione di una spiaggia al Viale delle Dune a San Leone dopo il passaggio del ciclone Harry. La forte mareggiata ha scavato le dune e ha portato alla luce i resti di un vecchio chiosco. Mare Amico per il futuro invita la Capitaneria di Porto, l'Ufficio del Demanio e il Comune di Agrigento, dopo la cessazione della concessione demaniale, a controllare che i lavori di ripristino delle spiagge vengono effettuati a regola d'arte al fine di non trovare più
queste sorprese nascoste sotto la sabbia e di rilasciare le nuove concessioni solo dopo che il richiedente abbia versato un'adeguata somma come cauzione per poter permettere il ripristino ambientale dei luoghi qualora il concessionario fosse inadempiente. E dopo 2 anni dall'incendio del sito stoccaggio Omnia a Licata scopriamo amaramente di dover ripartire da zero. È un fatto inaccettabile che grava pesantemente sulla salute dei cittadini di Licata. Con questa dura presa di posizione l'onorevole Angelo Cambiano del Movimento 5 Stelle all'Ars denuncia lo stato istituzionale che sta bloccando la bonifica dell'area colpita dal rogo nel gennaio del 2024. Sentiamo in questo video lo stesso onorevole Cambiano. Raccontare ai licatesi che il comune di Licata non ha 70.000 euro per avviare le attività. Sono trascorsi 2 anni dall'incendio del sito di stoccaggio dei rifiuti Omnia a Licata, un incendio che ha preoccupato la cittadinanza, un incendio in cui i valori di diossina hanno superato per ben 5.000 volte i valori consentiti dalla norma. Ecco, oggi vi racconto qualcosa che ha dell'incredibile. Mentre i cittadini attendono con ansia la bonifica e la messa in sicurezza con la rimozione dei rifiuti da quell'area, mentre i cittadini attendono l'intervento della regione siciliana, almeno così tutti avevamo compreso, scopriamo che la stessa regione siciliana, con una nota a firma del direttore generale Arturo Vallone, trasmette al Ministero dell'Ambiente una relazione in cui si dice, e leggo testualmente, che il Comune ha l'obbligo di procedere in conformità a quanto previsto dall'articolo 191 riguardante le ordinanze contingibili ed urgenti e i poteri sostitutivi, anche attuando provvedimenti in deroga alle disposizioni vigenti. Di conseguenza, sino a quando le procedure comunali non siano state espletate secondo legge, non essendoci la prova nel caso di specie di un inquinamento delle matrici ambientali, resta in capo al Comune l'incombenza di provvedere agli adempimenti sopra riportati che concretamente riguardano la rimozione dei rifiuti e il ripristino delle condizioni di sicurezza del sito. Quindi, a gennaio 2026 scopriamo che è il Comune che deve intervenire. E allora la domanda è legittima. Che cosa ha fatto il Comune in 2 anni? Nulla. Si è solo limitato a trasmettere note e a chiedere l'intervento dell'allora assessore Di Mauro, che provò ad intervenire a dicembre del 2024 stanziando 70.000 euro per la caratterizzazione del rifiuto, che è l'atto propedeutico per il conferimento in discarica dei rifiuti. E che fine hanno fatto quei 70.000 euro dal dicembre del 2024? Ecco, quei 70.000 euro non sono stati impegnati, perché per il Dipartimento è stato impossibile impegnarli a fine anno, e tutto il 2025 nessuno si è preoccupato, né tantomeno il Comune, di chiedere ma a che punto è la procedura. Lo scopro io con una richiesta di accesso agli atti ufficiale che segue il sopralluogo effettuato qualche settimana fa insieme ai colleghi Lavardera, Catanzaro e Di Paola, che ringrazio pubblicamente per il sostegno, per il supporto e per la condivisione di questo percorso. E oggi scopriamo che quel disastro ambientale, come lo definiva la Prefettura a maggio del 2024, per cui veniva notiziato il Ministero dell'Ambiente di un'attività in essere da parte del Comune di Licata, non ha prodotto alcun effetto. E allora qualcuno ci dice, qualcuno spiega ai cittadini come si ha intenzione di procedere, perché mentre c'è scarsa sensibilità da parte di alcuni soggetti anche istituzionali, vi assicuro che il tema è sentito e desta preoccupazioni. Padre Roberto Toni, frate carmelitano del santuario di Sant'Angelo, ha sentito
Da una parte l'esigenza di porre una cassetta per le offerte destinata alla bonifica e alla rimozione dei rifiuti del sito, dall'altra di celebrare una messa per scuotere le coscienze. Questo rende l'idea di quanto sia diffusa la percezione tra i cittadini di una potenziale bomba ecologica che potrebbe avere pesanti ripercussioni sulla salute di un'intera comunità, anche in relazione al possibile incremento del tasso tumorale. Occorre tutelare la salute e l'incolumità pubblica, e questo lo ha scritto la stessa amministrazione comunale, lo stesso sindaco nell'ordinanza contingibile ed urgente che ha emesso il 27 gennaio del 2024, un'ordinanza nella quale assegnava 20 giorni di tempo per rimuovere i rifiuti, e la norma prevede che qualora l'ordinanza non venisse ottemperata, il comune deve sostituirsi per la rimozione dei rifiuti. E qual è la giustificazione? Che non ci sono soldi? Vorremmo raccontare ai licatesi che il comune di Licata non ha 70.000 euro per avviare le attività e le procedure che consentano la rimozione dei rifiuti? E poi magari lo chiediamo l'intervento alla regione. Ecco, io su questo argomento non mi fermerò. Non faccio opposizione al sindaco e all'amministrazione comunale, non alimento odio sociale, come qualcuno racconta, bensì cerco di tutelare la nostra comunità rispetto a un'inerzia delle istituzioni locali e regionali che per 2 anni non hanno sentito l'esigenza di informare la città di Licata e i cittadini su quanto è stato fatto. A 2 anni di distanza scopriamo che dobbiamo partire da zero. Passiamo alla politica. Il vice segretario nazionale facente funzioni della Democrazia Cristiana, Giampiero Samorì, su proposta dei parlamentari regionali, ha nominato i 3 rappresentanti che guideranno il partito fino al congresso in programma la prossima estate. Sono Salvatore Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi. Il nostro servizio. Il vice segretario nazionale facenti funzioni della Democrazia Cristiana, Giuseppe Samorì, su proposta dei parlamentari regionali ha nominato i 3 rappresentanti che guideranno il partito fino al congresso in programma la prossima estate. La nuova dirigenza della Democrazia Cristiana in Sicilia sarà composta dall'onorevole Salvatore Cascio, Fabio Meli e da Carmelo Sgroi. Si tratta di una scelta sinergica unitaria in accordo con il segretario dimissionario Cirillo e il gruppo dirigente che coniuga l'esigenza di rinnovamento del partito, assicurando al contempo una maggiore collegialità nelle scelte. Oltre al pieno mandato di rappresentanza e interlocuzione con i segretari provinciali in tema di organizzazione, iniziative legate all'attività politica e amministrativa sui territori, i 3 commissari saranno gli interlocutori ufficiali del governo regionale e dei partiti rappresentanti all'interno dell'Assemblea regionale siciliana. I commissari della DC, già pienamente operativi, saranno presenti sui territori dove anche nell'ultimo periodo gli incontri con la nostra base sono stati costanti per coordinare al meglio le imminenti elezioni amministrative, le regionali e le politiche del 2027. La Democrazia Cristiana è una comunità di donne, uomini e giovani che credono e continuano a credere in un progetto politico nato nel 2022, una comunità che con passione e dedizione si impegna nei territori in nome di quei valori e di quella visione che anche alle elezioni regionali ci consentiranno di eleggere ancora una volta i rappresentanti al Parlamento regionale. E nel fine settimana si è svolta ad Agrigento la scuola di formazione per i consiglieri comunali di controcorrente. L'ultima tappa martedì al Consiglio Comunale di Agrigento. Le interviste.
La scuola di formazione che avete immaginato è qualcosa di straordinario. Consente non solo e non tanto di preparare dei validi consiglieri comunali, consiglieri capaci di sapere cosa fare, in grado di conoscere lo statuto dell'ente, il regolamento del consiglio, in grado di sapere quali sono i loro poteri, ma è qualcosa di straordinario anche per i cittadini. Con mano abbiamo toccato quanto i cittadini sono tornati a mostrare interesse per la politica. È un'esperienza da esportare, è qualcosa che forse dovrebbe essere imposta a tutti quelli che vogliono fare la differenza. Sono Diego Altezza, consigliere comunale di Ustica, consigliere comunale più giovane della Sicilia. Grande partecipazione qui ad Agrigento per il corso di formazione politica per consiglieri comunali e Controcorrente ha voluto lanciare in occasione delle prossime amministrative voglia di investire nella propria città per mettere a disposizione, mettere in campo le proprie competenze, la propria voglia di riscatto. È importante che si studi sempre, è importante soprattutto comprendere cosa sia la politica e cosa sia amministrare anche una città complessa come Agrigento, dove disagi non mancano mai, dall'acqua, dai problemi legati alle mancate infrastrutture, cittadini che hanno voglia finalmente di poter cambiare le cose. Il sapere è potere, la comunità che conosce è in grado di deliberare, è in grado anche di pretendere che si deliberi in un determinato modo ed è una comunità che fa la differenza, perché è una comunità che non si lascia prendere in giro, è una comunità che sa cosa può chiedere, fin dove può chiedere, e allora una platea di cittadini che impone una classe dirigente più competente può cambiare davvero le cose. Il focus dell'iniziativa ovviamente è quello di dare una sorta di alfabetizzazione civica. Si ritiene che per poter in maniera seria svolgere il ruolo come appunto quello di consigliere comunale non ci si possa improvvisare. L'interesse è quello di stimolare la partecipazione attiva nel dibattito civile e politico e creare consapevolezza nelle persone, perché soltanto una consapevolezza vera che nasca dalla conoscenza può permettere di fare un effettivo controllo da parte dei cittadini nei confronti della macchina amministrativa, che il ruolo di consigliere comunale è un ruolo fondamentale proprio perché una seria attività può svolgere quella funzione di indirizzo e di controllo che molto spesso anche i consiglieri che si definiscono magari di opposizione non pongono in essere. E nell'ambito delle iniziative promosse dalla Prefettura di Agrigento in occasione del Giorno della Memoria di domani, presso la Prefettura dalle 9 si svolgerà la presentazione di un percorso storico-documentale sul tema trasversale "Ogni banco ha la sua storia, memorie del Regio Liceo Gennasio di Agrigento", per tracciare il contesto storico-sociale legato all'introduzione delle leggi razziali del 1938 e alla loro applicazione nei contesti scolastici. Tale iniziativa si inserisce nel progetto didattico dell'Archivio di Stato di Agrigento "Sui loro passi, il nostro cammino verso gli 80 anni della Repubblica". Seguirà una visita guidata presso l'Archivio Storico del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento. E si è spento all'età di 74 anni l'avvocato Gianfranco Gueli di Raffadali. La nota del presidente Ignazio Valenza della Camera Penale di Agrigento, che afferma: "Apprendo con profondo dolore della dipartita dell'avvocato Gianfranco Gueli. A nome mio personale e di tutta la Camera Penale di Agrigento, Giuseppe Grillo, porgo le più sentite condoglianze al figlio, al collega Guido e a tutta la famiglia. Ricordiamo l'avvocato Gueli come persona aperta, cordiale, sempre disposta al confronto e come professionista preparato e corretto. È stato uno dei primi iscritti alla Camera Penale di Agrigento, che oggi mi onoro di presiedere, e ne è stato uno dei più autorevoli componenti fino ad oggi. Personalmente non posso non ricordare il profondo affetto che mi ha legato allo stesso, conseguentemente alla comune militanza politica e all'abituale frequentazione dello studio Grillo negli anni della mia gioventù. In tempi più recenti ho condiviso la comune esperienza nell'ambito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, apprezzandone sempre le doti umane e l'arguzia professionale. L'avvocatura tutta oggi perde prematuramente un esempio di avvocato". Linea alla regia per la pubblicità. Farmaco solidale, questa è l'iniziativa della diocesi di Acireale che promuove una rete contro la povertà sanitaria. Le interviste.
È un'iniziativa che abbiamo intrapreso insieme a Federfarma, alla Sofad Distribuzione Farmaci, naturalmente all'ASP di Catania, all'Ordine dei Farmacisti, ai farmacisti volontari. Insomma, una bella rete a cui si unisce ora tutto il volontariato, perché c'è bisogno di tanta diffusione per far comprendere a tutti noi che tutti quei farmaci che abbiamo a casa, spesso sono tanti, che ancora validi ma che non usiamo più, possiamo portarli nella propria farmacia e da lì verranno raccolti e in 2 luoghi, a Giarre presso il convento dei Cappuccini e ad Acireale in alcuni locali del monastero della Visitazione, lì ci saranno dei farmacisti specialistici che potranno darli a chi ne ha bisogno e che saranno segnalate naturalmente. È importante avere quasi una conversione mentale, direi, e culturale, perché la povertà sanitaria miete vittime, la povertà sanitaria crea disuguaglianze crescenti e se noi lasciamo indietro sempre più persone, allora perdiamo non solo nella democrazia, nella fraternità, ma perdiamo nel grande rispetto della dignità della persona umana, che invece ci sta tanto a cuore. Doniamo dunque i farmaci che non usiamo più. Sì, intanto io vengo qui a ringraziare perché sono molto orgoglioso dell'iniziativa che abbia coinvolto le farmacie della zona nella fattispecie, ma come Presidente delle Farmacie Italiane credo molto in queste iniziative che pongono l'attenzione, l'accento su quello che è uno dei 2 ruoli principali della farmacia. Uno è il ruolo sanitario, anzi forse sono tutte e 2, uno è il ruolo sanitario e l'altro è il ruolo sociale e quindi riusciamo a fare una cosa e l'altra, nel senso che dando il nostro contributo di operatori sanitari al controllo dei farmaci che vengono donati, riusciamo anche a valorizzare il ruolo sociale. La responsabilità sociale di impresa secondo me dovrebbe essere patrimonio di tutte le imprese, ma a maggior ragione di un'impresa come la farmacia all'interno del quale opera un sanitario e che ha una funzione di raccordo e anche di presidio del Servizio Sanitario Nazionale vicino alla gente. Quindi grazie di quello che avete fatto, di quello che abbiamo avuto l'opportunità di vedere e già fin d'ora vi manifesto la grande disponibilità dell'organizzazione che rappresento a partecipare a qualsiasi iniziativa di questo tipo. Sì, non c'è dubbio, comunque questo è quello che noi speriamo. Noi abbiamo dato forma a un'iniziativa che ha un valore sostanziale ma simbolico anche, perché si ripromette di fare sì che le persone che hanno a casa farmaci che non usano e che spesso finiscono per scadere e dover essere smaltiti in discarica, possano conferirli alle farmacie di questa diocesi per consentire che essi possano essere riutilizzati da persone che ne hanno bisogno. Il fenomeno della povertà sanitaria è un fenomeno crescente, dilagante e gravissimo. Noi abbiamo un sistema sanitario che rischia il collasso per ragioni di sostenibilità. Allora coniugare sostenibilità e solidarietà, coinvolgere le persone, coinvolgere le istituzioni, mettere assieme tutto il volontariato e associarlo alle attività che svolge in modo istituzionale l'azienda sanitaria provinciale è il nostro obiettivo. E avere avuto la solidarietà e l'ispirazione che è provenuta dalla diocesi e in particolare da Monsignor Raspanti è un atto, come posso descriverlo, di evangelizzazione che serve a tutti, è quello che ci vuole. Farmaco Solidale è un'iniziativa che l'ASP sposa in pieno, a prescindere da qualsiasi progetto. Volevo solo specificare che l'ASP di Catania, nell'ambito del PNS, con la linea 1, ha intrapreso, anche in maniera autonoma, questo tipo di percorso sull'assistenza agli ultimi. Noi cerchiamo, tramite queste iniziative, di coinvolgere quante più persone possibili che abbiano bisogno di questo tipo di iniziativa. Passiamo ora alla cronaca. Violazioni in materia di sicurezza. Il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha sanzionato 2 imprese edili di Raffadali. I controlli sono stati effettuati il 22 gennaio dal contingente Sicilia, hanno riguardato un cantiere dove erano presenti 2 lavoratori. Gli ispettori
hanno riscontrato in un caso un ponte su cavalletti non conformi alle norme, con rischi per l'incolumità degli operai, nell'altro i passaggi erano ostruiti da materiali e attrezzature che rendevano difficoltosa la circolazione all'interno del cantiere. Per 2 imprese sono state scattate ammende per un totale di 2.420 euro. Un'abitazione disabitata nel cuore del centro storico di Agrigento, a pochi passi dalla via Atenea, era trasformata in una centrale di confezionamento e spaccio di droga. Lo hanno scoperto i poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento nell'ambito di un'attività di contrasto al traffico e consumo di sostanze stupefacenti disposta e coordinata dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo. Un 20enne e un 18enne, entrambi di nazionalità tunisina, domiciliati in città, sono stati arrestati. Nel corso di una perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di 11 grammi di cocaina e 35 grammi di hashish, abilmente occultati nei cassetti di un mobile, un bilancino di precisione, coltelli e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Trovata e sequestrata anche una somma di denaro ritenuta provento dell'attività illecita. Devono rispondere adesso, in concorso dell'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, gli indagati, dopo le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, sono stati accompagnati nella loro abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. E ignoti ladri hanno preso di mira il cimitero comunale di Bonamorone ad Agrigento, sono riusciti ad accedere negli uffici e da lì a poco hanno scassinato i distributori automatici di bevande di caffè e snack, arraffando il contenuto in denaro, quindi si sono allontanati velocemente. Fatto la scoperta della visita dei ladri, sono stati i dipendenti. Subito hanno dato l'allarme al 112. Sul posto sono accorsi i carabinieri del comando provinciale di Agrigento. È stata notiziata anche la Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per l'ipotesi di reato di furto. Militari dell'Arma e della Polizia sono impegnati nell'attività investigativa, in azione quasi sicuramente i ladri di merendine. Prima è toccato, ricordiamo, a 4 scuole cittadine, poi una palestra e adesso anche il cimitero. Del tutto simili le modalità delle incursioni, il sospetto che a colpire sia stata sempre la stessa mano. In tutti i casi i responsabili infatti hanno rubato soldi dai distributori automatici. Un migrante è stato salvato in acque internazionali dalla motonave Star che lo ha sbarcato a Malta e ha raccontato che almeno 50 persone sono morte lo scorso venerdì in un naufragio nel Mediterraneo centrale. Dalla sera di venerdì anche la Capitaneria di Porto di Lampedusa ha perlustrato l'area dove sarebbe avvenuto il naufragio, ma senza esito. Sopravvissuto ha raccontato anche che il gruppo di migranti era partito dalla Tunisia e aveva navigato per 24 ore in acqua. Alarm Forne dai giorni segnala di non avere più notizie di persone partite dalla Tunisia su 3 imbarcazioni. Una serata all'insegna del giallo classico e dell'ironia sottile, quella trascorsa al Palacongressi di Agrigento, dove è andata in scena l'attesa rappresentazione teatrale Il del Tenente Colombo, un'unica tappa siciliana del tour nazionale. L'iniziativa rientra nell'ambito della rassegna Riflessi Culturali organizzata dall'ente Parco della Valle. Le interviste. La scrittura teatrale di Tenente Colombo nasce a teatro e quindi proprio è una scrittura proprio fatta per il teatro dai 2 autori prima che diventasse una serie, per cui nel 62, la serie poi è del 67, 69, quindi insomma proprio questo spettacolo è stato scritto principalmente a teatro, quindi non aveva ancora il volto di Falk perché lo faceva un altro attore, però il personaggio era quasi vicino a quello che poi il pubblico è abituato a vedere, ma in realtà io mi sono solo ispirato a quello che era il Tenente Colombo, diciamo nell'immaginario collettivo, però ormai posso dire che all'inizio avevo un po' di perplessità perché il volto è un altro, però la gente
sa di venire a vedere un'altra cosa, però curiosamente poi quando si ritrova dentro la sala e dentro lo spettacolo, vede il tenente Colombo, che non ha il volto di Peter Falk, ha il mio volto, ma vede quel personaggio attento, meticoloso, ossessivo, proletario, vede tutte quelle cose e ne rimane risucchiato il pubblico. Quindi diciamo che io ho cercato solo di reinterpretarlo in una maniera che non fosse un'imitazione, ma che fosse una reinterpretazione ironica, divertente, ma anche molto, molto credibile del personaggio. Io faccio Colombo, non è che imito o faccio Peter Falk, io faccio il personaggio di Colombo. Come lo posso aver sentito io tra l'altro saranno 25 anni che non vedo la serie, quindi mi è rimasto qualcosa, il profumo di quel personaggio fatto da Falk, ma in realtà facciamo un omaggio, proprio uno in cui io alzo la mano una volta sola in tutto lo spettacolo. E lì il pubblico però è molto contento, vedo che è proprio un omaggio, l'abbiamo fatto apposta, però è veramente molto fedele al personaggio, non all'attore che lo interpretava in televisione, ma al personaggio che il pubblico conosce. È uno spettacolo con tutti i crismi, è una bellissima scenografia, bei costumi, anni 60, quindi recitato molto bene da tutti gli interpreti, quindi il pubblico piomba proprio in quegli anni, con quell'atmosfera, con quel gusto lì. Noi in Sicilia facciamo solo un'esclusiva a Agrigento, è stata proprio una tappa proprio mirata, a noi ci fa piacere, speriamo di tornare in Sicilia l'anno prossimo, poi ritorniamo andiamo verso il nord, facciamo ancora la Calabria e poi andiamo verso il nord e andiamo in zona centro-nord. Sarà il tecnico paralimpico Giancarlo La Greca a guidare le attività nazionali della Federazione Italiana Calcio Balilla Paralimpico 2026 per il settore della disabilità intellettiva relazionale. È stato il Consiglio federale, guidato dal presidente nazionale Francesco Bonanno, a deliberare l'incarico per Giancarlo La Greca, un ruolo di prestigio, frutto di un lavoro, ma soprattutto di una competenza straordinaria acquisita in più di un ventennio nel mondo dello sport paralimpico al servizio di chi ha una disabilità. La Greca, ricordiamo, originario di Ravanusa, ha ricoperto vari incarichi nel mondo sportivo, sia a livello tecnico che dirigenziale, è uno dei massimi esperti in consulenza sportiva, attualmente è delegato tecnico siciliano del settore dell'atletica leggera della Federazione Paralimpica. Vediamo adesso un servizio di Carmelo Lentini con una panoramica della Serie D, eccellenza e promozione, che ha visto anche la vittoria dell'Agragas per 4-0 contro la Sommatinese delle partite giocate domenica. Il servizio di Lentini. In Serie D girone I ancora una sconfitta per il Castrum Favara, che perde in casa ad opera di una Nissa molto concentrata e cinica nello sfruttare la rete di Provenzano in piena zona recupero. Il gol è infatti arrivato al 94esimo e ciò danneggia ulteriormente la classifica della squadra di Pietro Infantino. Sarà la regina che sbanca fuori casa il campo della Jebson, come anche la nuova Igea che si aggiudica lo scontro con l'Athletic Club Palermo. Cinquina di reti del Ragusa al Paternò, pare rocambolesco dell'Enna che in vantaggio due reti si lascia rimontare dal Savoia. In eccellenza girone A, stop interno dell'Unitas Sciacca, forse ancora inebriato dalla vittoria ottenuta in Coppa Italia regionale. La squadra di Totò Bruccoleri si è arresa
Nissa proprio sul proprio campo e con il Montedepre. Bella vittoria interna invece del Camarate, che infligge 5 reti al CUS Palermo, mentre Licata si aggiudica lo scontro esterno con la Parma Oval e rimane così in vetta saldamente. Nel girone A di promozione, bella vittoria esterna dell'Aragona che passa a Mazzara per 0-2. Anche il Gemini si conferma in forma battendo a domicilio il Casteltermine per 0-3. Sconfitta pesante invece per la Margheritese che a Valderice incassa 4 gol. Nel girone D vince invece facile l'Acregas grazie alla verve dei propri attaccanti che siglano un poker alla malcapitata sommatinese di Mauro Miciche. Inizio scoppiettante per i ragazzi di Dedino De Rosa che sbloccano il risultato con un bel colpo di testa del neo arrivato Marrone su assist di Jama proprio al secondo minuto. Pronta reazione della sommatinese che sfiora il pari prima con Bamba e poi con Vaccaro. Poi sul finire del tempo la compagine di Temple bissa ancora con Marrone e triplica un minuto dopo al 41esimo con Tene Lopez che sfrutta un assist di Gatto. La quarta rete arriva invece al 69esimo con un bel tiro a giro di Jama a conclusione di un'azione personale. Il prossimo turno la squadra di Semi Catania, che ricordiamo è squalificato sino al 1 marzo del 26, sarà di scena a Gela contro l'ultima della classe. Mercoledì 4 febbraio invece sarà Coppa Italia con i Gemini. Vediamo adesso le interviste ai protagonisti sulla vittoria dell'Acregas contro la Sommatinese per 4-0. Un bel esordio, doppietta, vittoria, meglio non si poteva immaginare. Tanto benvenuto all'Acregas. Grazie mille per il benvenuto, sono molto contento di aver fatto questi 2 gol, ma soprattutto per la vittoria della squadra che era importantissima e sono felicissimo, non potevo desiderare esordio migliore. Una partita che non ha avuto storia. Sì, siamo stati bravi subito a sbloccarla e poi fare una bellissima partita e dobbiamo continuare su questa strada. Che cosa significa per te vestire questa maglia? È un onore assoluto, quindi sono veramente onorato di far parte di questa grandissima e gloriosa maglia. Ok mister, non c'è stata partita, bisogna ammetterlo, più complicata di come forse si immaginava. Sì, devo dire che purtroppo sbloccato subito nei primi minuti diventa poi dura contro l'Acregas. Mettici che poi proviamo a riprenderla, ma sbagliamo nettamente 2 palle gol molto pulite e quindi poi sul 2-0, il 3-0 secondo me è viziato anche da un errore arbitrario perché c'era un netto fallo, però cambia poco. Giocando poi il secondo tempo si cerca di limitare i danni. Questa seconda parte di campionato che cosa dirà mister? La seconda parte di campionato è chiaro che noi siamo venuti qui per fare la nostra partita, però la nostra salvezza ce la dobbiamo giocare in casa, quindi chiaramente già nel secondo tempo avevamo la testa alla prossima gara che è fondamentale per la salvezza e cercheremo di prepararci bene per questa partita. Lei da Agrigentino invece per l'Acregas che cosa si augura? Ma mi auguro per l'Acregas, mi dispiace un po' perché ce la mettevo sul fatto che potesse vincere il campionato, però poi vedendo anche il Priolo sta andando veramente forte, noi l'abbiamo già incontrati, è chiaro che 7 punti sono tanti, però mai dire mai perché ci sono ancora altre partite, loro devono continuare a giocarsela fino alla fine sperando in qualche passo falso del Priolo. Non parliamo della partita, vittoria netta, vittoria doveva essere, vittoria è stata, parliamo dei nuovi innesti di mercato, commentiamo queste operazioni che l'Acregas ha fatto. Penso che siano entrati bene, soprattutto Marrone, ha fatto 2 gol, una prestazione all'altezza, quindi siamo contenti, anche Casucci è entrata, ha dato il suo contributo, per cui penso che sono ragazzi che potranno darci una mano importante da qui alla fine del campionato e anche per la Coppa Italia. Proseguiamo il cammino e poi ad aprile tireremo le somme. Ancora una sconfitta per il Castrum Favara che perde in casa con la Nissa per 1-0. Ce ne parla il collega Giuseppe Moscato.
È una sconfitta che brucia quella della Castrum Favara contro la Nissa, sia perché è arrivata al quarto minuto di recupero del secondo tempo, sia perché nei primi 90 minuti regolamentari i ragazzi di mister Pietro Infantino hanno ben figurato, mettendo impegno e facendo vedere quel cambio di rotta che il pubblico favarese si aspettava dopo le deludenti prestazioni delle partite precedenti e andando più una volta vicinissimi al gol. Una partita giocata con determinazione, con un bel gioco e con almeno 3 occasioni per andare in vantaggio. L'ultima proprio al 92esimo, un minuto prima che la Nissa facesse suo l'incontro. I gialloblu sono stati determinati, ben schierati in campo, hanno giocato con determinazione e con quella grinta che mister Infantino ha saputo trasmettere. Quella di ieri è stata la seconda gara del ritorno tra i gialloblu di mister Infantino. I ragazzi sono scesi in campo carichi, il pubblico ha applaudito e li ha spronati. Di fronte naturalmente avevano l'eccellente Nissa, una formazione di tutto rispetto, costruita per il salto di categoria e ancora in corsa per arrivare al primo posto. Anche gli ospiti hanno giocato con determinazione e decisi a far proprio l'incontro. Il primo tempo scorre su binari di sostanziale equilibrio, con entrambe le formazioni pronte a ripartire non appena conquistato il possesso palla. La Castrum Favara nella ripresa aumenta i giri del motore e sfiora in un paio occasioni la rete. L'episodio del vantaggio, come dicevamo, nel quarto dei 5 minuti di recupero del secondo tempo, dopo una bella azione offensiva della Castrum Favara che ha sfiorato il gol che le avrebbe dato il vantaggio e la probabile vittoria. E il 94esimo, una ripartenza degli ospiti genera una mischia in aria risolta da Provenzano che firma il gol della vittoria. Una rete che gela lo stadio Broccoleri e punisce oltre misura una Castrum Favara in crescita sul piano del gioco e del carattere, ma ancora incapace di concretizzare quanto prodotto. In sala stampa tutti i commenti sono positivi e sono per la Castrum Favara e il nuovo percorso di mister Infantino che ha saputo far cambiare mentalità ai suoi ragazzi. Ma non basta. Ecco le dichiarazioni del direttore generale della Nissa, il favarese Giovanni Castronovo, dell'allenatore della Nissa Francesco Di Gaetano e naturalmente di mister Infantino che nonostante la sconfitta si dice fiducioso sul futuro della Castrum Favara. Di parlare della partita però volevo ringraziare la dirigenza del Castrum Favara che ci ha accolto alla grande, su tutti il presidente Rino Castronovo e mio cugino Salvatore Marrone. Ci hanno accolto con grande affetto, grande ospitalità, non posso che ringraziarli, ma ne ero certo perché essendo anch'io un favarese puro sangue so che il favarese è ospitale quando si arriva a casa propria. Andando alla partita siamo stati fortunati, bisogna ammetterlo, bisogna essere sportivi, la partita era incalanata sullo 0-0, abbiamo incontrato un ottimo Castrum Favara al quale auguro di salvarsi senza passare dai play-out perché col ritorno di Piero Infantino ho visto una squadra viva, una squadra combattiva, una squadra che ha delle idee, però anche oggi devo sottolineare anche la prova della mia squadra che comunque ha tenuto bene il campo, ha giocato con pazienza, ha avuto qualche occasione da rete anche importante. E alla fine poi la fortuna aiuta gli audaci. Ci sono state delle partite in cui siamo stati sfortunati, ci hanno annullato degli gol inspiegabili per dei fuorigiochi, per dei falli. Oggi è stato un ripetersi della partita dell'andata, dove perdevamo 2-0, abbiamo vinto 3-2, oggi l'abbiamo ciuffata la vittoria a tempo scaduto. Dispiace per il Favara perché, ripeto, essendo favarese per me esulto perché lavoro per la Nissa e quindi è normale, però auguro al Favara ogni bene. Questa sarà un'iniezione di fiducia che ci consentirà di affrontare le prossime partite con nuova linfa. Buonasera a tutti, non lo so se questa potrà essere la partita della svolta o meno, ci voleva come il pane perché lo so io lo stato d'animo dei ragazzi qual è stato in queste settimane dove purtroppo non si è raggiunta la vittoria.
Oggi era importante vincere, ci siamo riusciti seppur alla fine contro una squadra che ha lottato come è giusto che sia, perché hanno un obiettivo importante e quindi non era facile. Le partite d'ora in poi saranno tutte così, nel girone di ritorno soprattutto, quindi se vai a vedere i risultati che nascono da adesso in avanti sono tutti sorprendenti. Per quanto riguarda la Nissa, ripeto, era una vittoria che ci serviva maledettamente, perché a livello mentale ci può dare quello stimolo in più, ci può dare quel passo in più per affrontare meglio le prossime partite. E devo dire che a tratti comunque siamo stati dentro la partita bene, abbiamo creduto tanto, perché se vai a vedere quando è stato espulso Alagna avresti potuto fare un altro tipo di pensiero, invece abbiamo messo dentro un altro attaccante, Sarao. Credo che oggi hanno dato una grande risposta contro una squadra che è stata costruita per vincere. Non è facile affrontare la Nissa in questo momento di ricostruzione, perché sono 10 giorni che sono tornato. A me interessava che tutto il gruppo sposasse quell'idea di essere aggressivi, di essere propositivi, di essere pronti alla lotta con qualsiasi avversario. Oggi l'abbiamo dimostrato, vi ho detto lasciate stare il risultato, ma dobbiamo dare un segnale a noi stessi, alla gente, che la squadra è viva, la squadra crede nell'obiettivo, e con questa mentalità credo che possiamo risalire la classifica. La classifica è corta, ci sono ancora 13 partite. Io quando ho visto il calendario, quando sono rientrato, ho detto che abbiamo 5 partite, dobbiamo fare più punti possibili. Poi il campionato inizia dalla 10ª, le ultime 10 partite sono tutti scontri diretti e lì si gioca il campionato. Sicuramente con Nissa, Savoia, per dire che queste sono squadre che se tu fai un programma magari di punti metti 0, perché ci può stare, tutti i punti che riesci a recuperare ti ritornano alla fine. A me interessava che la gente abbia fiducia in questo nuovo progetto, che abbia fiducia in questi ragazzi. Io ho molta fiducia, perché credo che più lavoreremo, più saremo arrembanti fino al 95esimo. Questo non ci sono. Ora un approfondimento sulla prima categoria, girone B, che ha visto la vittoria dell'Empedoclina a Palermo contro il Colomba Bianca per 7-0. Carmelo Lentini. In prima categoria la sconfitta interna dell'Alessandria La Rocca con il Fada ha un po' scompaginato i piani di Cianciana ed Empedoclina, che speravano in una prodezza della cugina. L'Empedoclina infatti in grande forma vince a Palermo contro il Colomba Bianca a son di reti, vale a dire per 0-7, mentre il Cianciana si è imposto per 3-0 con la Belsitana. Anche il Prizzi si è rifatto sotto vincendo 6-3 con il Collesano. La classifica cambia in peggio per l'Alessandria, che perde qualche posizione, mentre rimane invariata nelle zone alte. E domenica prossima al Collura sarà derby proprio tra Empedoclina ed Alessandria La Rocca, in una gara dove sono in palio punti davvero molto pesanti. Ma vediamo quali sono stati i risultati della giornata di questa prima categoria girone B. Colomba Bianca Empedoclina 0-7, Alessandria La Rocca Fada 0-2, Rangers Villabate 1-1, Cianciana Belsitana 3-0, Castellana Sporting Termini 1-0, mentre il Prizzi ha superato il Collesano per 6-3. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle ore 9. I nostri servizi si possono visionare inoltre sul nostro canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi, vi auguriamo una buona serata.